Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una Sibilla Interattiva e gratuita col vostro Marietto Veneziano. Mm. Iniziamo subito con dare le solite specifiche a quelle persone che sono nuove, vedranno questo video in futuro o vorranno fare in futuro queste domande o anche adesso. La prima cosa importante è mettere la data di nascita e il nome della persona e poi la domanda che sia ricca di spunti, di suggerimenti per fare in modo che la risposta con le sibille sia sempre il più attendibile possibile. Un'altra cosa importante, soprattutto per gli amici di Facebook, che si devono iscrivere a StreamYard, cioè non iscrivere ma dare la possibilità a StreamYard di far vedere il loro nome quando salutano oppure fanno una domanda. Quindi mi raccomando, agli utenti Facebook, mi raccomando, iscrivetevi. Il link è sopra il video nel nostro gruppo. Poi iniziamo a spiegare che il Degar Marietto Veneziano hanno due gruppi, i casti sacerdotali e radionica, radiestesia, teologia ed ermetismo, che è appunto dove stiamo trasmettendo in diretta. Questa è una piattaforma in cui trasmettiamo anche su due canali, il canale di Ilde del Tubo e il canale vostro Marietto Veneziano. Quindi siamo su tre ehm, canali diversi, uno Face e due che sono i nostri canali YouTube. Quindi se siete nel canale YouTube iscrivetevi anche al canale YouTube. Bene, poi ricordiamo anche che il De Gara Marietto Veneziano hanno un sito, il sito del Capitano, dove il Marietto dal 2015 ha piazzato più di 20 ebook in cui ci sono circuiti radionici e quadranti radiostesici, sono gratuiti, si possono scaricare liberamente, ne hanno già scaricati negli ultimi 7 anni più di 175.000, quindi Marietto ha regalato all'umanità più di 2 milioni e mezzo di circuiti radionici quadranti radiestesici con tanto di istruzioni. Poi nella sezione shop abbiamo il nostro ciondolo magico che costa 150 euro più 10 euro spedizione più 20 euro eventualmente se si vuole programmare, basta che ci contattate e lo ordinate. Eventualmente per altre persone che desiderano altri come si dice, prodotti di qualità abbiamo i sigilli, questi sono solamente degli esempi che sono consacrati alle persone, costano anche questi 150 euro. Bene. In più, eventualmente ci sono per le ditte, per le persone, quelle che cercano lavoro, per le ditte che hanno lavoro, per la salute, il benessere, i sentimenti, abbiamo parecchi riti propiziatori di ogni tipo e qualità. Chiaramente per fare un rito il prezzo non esiste per il semplice fatto che bisogna valutare tramite il consulto l'obiettivo e le varie dinamiche che bisogna fare. Quindi ci sono varie possibilità. Vi ricordo ancora che ogni lunedì e venerdì sera alle 21:15 avremo la nostra Ildegarda per le sibille interattive gratuite nella piattaforma. E al venerdì vi ricordo anche che il Degar Marietto Veneziano fanno come si dice, pulizie per quelle che si sono radioniche, per quelle che si sono affidati a noi. E il Marietto invece c'è sempre alle 11:20 per queste praticamente che si possono chiamare consulti gratuiti online. Bene, detto questo, partiamo subito con le domande. Mi raccomando che se alcune persone hanno già avuto o ricevuto delle domande gratuite, di lasciare lo spazio ad altre persone nuove che vogliono, come si dice, conoscerci e vedere le nostre qualità. Quindi se ci sono persone che hanno già fatto domande, no? E negli ultimi 2 mesi hanno già fatto una domanda gratuita, vi ricordo di lasciare stare, perché vi saltiamo via. Questo è chiaro per il semplice fatto che dobbiamo farci conoscere anche a altre persone che non hanno mai visto come lavoriamo. Bene, partiamo subito con un'amicizia che dice: Buongiorno Marietto, vorrei chiedere se Doris del 95 troverà anima gemella entro agosto del 2022. Ecco, questa è una bella domanda. Chiara, Doris del 95 chiede se troverà un'anima gemella entro il agosto 2022.
sarà difficile, però facciamo una stesa. Sentivo il pendolino che tirava a livello energetico verso il no, era come se avesse una propensione ad andare verso il no. Vediamo un po' per la nostra Doris del 95, 12995, si troverà l'anima gemella entro agosto del 2022. Vediamo un po'. Ah, Doris, vedo che tu stai pensando a qualcuno, Doris. Vedi? Tu sei innamorata di qualcuno, qualcuno che molto probabilmente è lontano, è una persona lontana, e tu vedo che la stai pensando in modo molto forte, hai ancora magari una persona con cui tu hai già avuto una relazione nel passato e quindi vedo che la stai pensando, questo è il taglio, con molto sentimento, con molto amore. Vediamo un po' cosa ci dicono le Sibille per questo agosto, estate. Vediamo un po'. Ma allora, vediamo un po' per la nostra Doris. Allora, ripeto per le amicizie di Face, no? Tipo questa, che devi scriversi a StreamYard e poi quando fa le domande nome e data di nascita, se no è ricevibile. Quindi si deve scrivere sopra a StreamYard, ad esempio come ha fatto l'amicizia sotto la Simo Ferri. Vedete che la Simo Ferri l'ha fatta, però vedete la Simo Ferri ha fatto l'iscrizione. Torniamo alla nostra Doris. Quindi agli amici di Facebook lo dico e lo diciamo da tempo, dovete iscriversi a StreamYard. Bene, allora vediamo la nostra Doris. Nel passato vedo che hai avuto delle comunicazioni con qualcuno, poi c'è stato un blocco importante, ma tu sei una donna forte, vedo che c'era veramente della alchimia, della bella alchimia, vedo che c'era dell'alchimia importante. Però, vedi, o era una persona sul posto di lavoro o era una persona un pochettino pragmatica, tirche di sentimenti, una persona molto valida sicuramente, però non si capisce bene perché io della Doris non conosco niente, ma vedo che c'era da parte sua classici tipi che gli piace più prendere che dare a livello sentimentale. Poi vedo anche che nella linea del presente vediamo che, non so, nella tua cerchia di amicizie c'è una persona molto motivata nella linea presente a conquistarti. Vedo che c'è qualcuno che vorrebbe farti una forte, come si dice, una forte corte, Doris, molto forte, molto motivata e vedo che c'è una grande possibilità. Ma che sia l'anima gemella, questo lo vediamo più avanti. Quindi nel passato riprendiamo messaggi, comunicazioni, chat, sms, insomma Facebook, social, Twitter, insomma tutto. Poi vediamo blocco, vediamo che c'è stato un guizzo di sentimento importante. Tu, grande donna e forte, virtuosa, ma lui un attimino un po' stretto di manica. Adesso nella tua cerchia di amicizie vedo che c'è grande colloquio. Lui è molto, come si suol dire, lanciato nei tuoi confronti d'Orsi e vedo che nella linea presente ci sono grandi possibilità. E adesso andiamo nel futuro a vedere la cosa. Nel futuro però vedo che ci saranno delle problematiche perché mi sa che lui è un tipo che gli piace aprire anche ad altre persone, avere sentimenti molto aperti verso altre donne. Vedo che ci saranno dei flirt, no? E ci sarà un momento in cui tu appunto questa situazione non ti piacerà e quindi vedo che alla fine cercherete di rattoppare però la situazione, però vedi, arriverà un gelo sacerdote e capirai che questo dono di questa persona che attualmente sembra molto motivata nei tuoi confronti, vedo che la situazione
o ti viene rubata perché vedi c'è il ladro, o è clandestina. Comunque, dal momento che adesso o prossimamente qualcuno ti farà effettivamente una quota molto importante, vedo che la situazione non andrà in crescendo, ma andrà in calando. Quindi sembra quasi che la cosa sia un po' spenta, però mm, tu sei una donna forte, vedi, una donna molto forte, una donna di qualità, una donna che vincente, sarai anche baciata da fortuna e quindi vedo che c'è sicuramente una- un'unione forte con questa persona e quindi sembra che per agosto effettivamente ci sia qualcosa di importante. Attenzione, potresti essere aiutata anche da un'amica o potrebbe essere che lui ti voglia tenere come un'amica, però vedo che questa fortuna, vedi, ti bacia e sono delle bellissime carte. Quindi molto probabilmente in agosto forse si sbloccherà qualcosa di importante. Attenzione però che durante il cammino questo personaggio che in questo momento ti fa una corte sfrenata o fra poco inizierà a farti una corte sfrenata, attenzione che molto probabilmente avrà dei flirt e poi appunto ci sarà un momento di tensione, di gelosia, però alla fine sei una donna forte, fortunata e ci sarà sicuramente qualcosa di importante per agosto, perché la domanda era se per il 22 di agosto c'era effettivamente qualcosa di importante. Non so se l'anima gemella non sembrerebbe, però sembrerebbe qualcosa sì, di importante che valga la pena viverla. Attenzione però che fra un po' ci saranno delle situazioni che non ti piaceranno. Bene, andiamo alla prossima. Allora, sì, vedo che c'è un'amica di Face, la Simo Ferri. Allora, Simona del 71 con Giuseppe. Quindi Simona, scusa, per essere in chiaro, allora, voi non siete insieme, avete una relazione con qualcun altro, siete single, o lui o tu siete divorziati, dovete mettere qualche aggiunta in più così che siamo più sicuri sull'esposizione delle sibille. Quindi se sei in ascolto, Simo, spiegami bene se siete insieme, nel senso se lui ha qualcuno, tu hai qualcuno, siete tutti e due single o qualcuno separato o dei figli, eh? Siete single, ok, bene, ecco, adesso la Simo risponde giustamente e vediamo che così siamo sicuri, perché se io vedo poi una donna con dei figli, magari non so, magari... Ok, bene, vediamo un po' la nostra Simo con Giuseppe se ci sarà una concreta relazione. Ma mm, non è certamente un sì corposo, no, Simo, ma sembra un sì interessante. Sembra un sì interessante e quindi andiamo avanti. Nostra Simo con il Giuseppe del 73, lei del 71. Vediamo un po'. Mm. Sembra che le cose siano partite col piede giusto, sembra che la situazione sta andando, lui è molto entusiasta, questo Giuseppe mi sembra molto, è anche un tipo che insomma è, come si suol dire, aperto al dialogo, porta allegria, insomma è una persona molto lanciata, almeno il taglio dà questa indicazione, ma vediamo un po' mm, cosa ci dicono concretamente le sibille. Vi ricordo che se volete siamo anche disponibili a dei consulti privati sia il di Gara Camaretto Veneziano, 20 euro 45 minuti. Vediamo un po'. Allora, per la nostra Simona Ferri del 71 con Giuseppe, vediamo se c'è qualcosa di concreto
o sono solo chiacchiere. Allora, nel passato qualche blocco c'era, vedi? Qualche blocco c'era, ma tu sei una donna forte, hai superato vari momenti con questo Giuseppe, cioè non è che è arrivato giù dal cielo gratis e vedo che hai avuto un dialogo con lui e poi sembra, vedi, che ci sia quasi un contratto con voi, qualcosa di importante. Mm? Quindi nel passato c'erano più freni che accelerate, un passo avanti e due indietro. Nella linea presente vedo che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va e viene da lontano. Mm. Stai attenta Simona perché vedo ammalato, la fortuna in mezzo a due carte estremamente pesanti e quindi da positiva diventa, sembra che questo Giuseppe in fondo ci sia qualche cosina che non va, vedi? La gelosia, la leggerezza, l'ammalato, insomma è una situazione secondo me difficile. Nel futuro vedo che avrai delle informazioni che proprio mm, non ti piaceranno. Lui molto probabilmente cercherà, vedi, di rimettere insieme, di ricucire, però tu avrai delle informazioni molto probabilmente non realistiche. Forse qualche bugietta gli viene il naso lungo. Quindi diciamo che il presente, eh, insomma, nel presente non ti conviene investire su questo Giuseppe proprio perché vedo che la situazione è sfalsata anche da cose non realistiche, magari è un classico tipo che dice di tutto e di più. E poi vedo anche delle situazioni in cui lui tenta di ricucire, di rammendare, di cercare di fare qualche passo indietro, però no, anche perché vedo arrivare un tuo ex, vedi? C'è la vecchia signora che rappresenta anche l'ex che entra in scena e poi ti vedo piangere, quindi nel futuro lui cercherà di rammendare, però c'è un ex che entra in scena e con questo ex molto probabilmente ci sarà una pace e anche magari qualcosa di importante nei prossimi mesi a livello fisico, quindi sentimentale chiaramente. Quindi diciamo che questo Giuseppe attualmente è un po' scarico, un po' giù di tono. Quando parla dice anche qualche cosa che non è troppo realistico. Sicuramente cercherà di rattoppare qualche scivolone, però entra in scena molto probabilmente un tuo ex o qualcuno ti dirà qualcosa che ti farà piangere e non sarai contento per questo Giuseppe. Però vedo che col tuo ex, molto probabilmente, o con una persona che hai già conosciuto, molto probabilmente ci sarà del sentimento fisico. Ma noi siamo sempre sul pezzo del Giuseppe. E questo Giuseppe qui, insomma, guarda un po' il finale, non mi fa sentire tranquillo, vedi, vedovo, morte, entra in scena una giovane donna, un cambiamento. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che molto probabilmente tu ti sentirai sola, ci sarà un cambiamento molto forte perché entrerà in scena, io non so se lui ha una figlia, un figlio, una donna giovane che gli gira intorno, però vedi che c'è una nuova entrata in scena di una persona giovane, non sappiamo se è suo figlio perché non è scritto se ha figli, però vediamo che questa donna giovane farà un cambiamento nella vostra situazione. Quindi per dove possono arrivare le Sibille con questa domanda, chiaramente, mi sembra che ci manchi un po' di stabilità, anche perché nel futuro ti vedo piangere molto. Per fortuna molto probabilmente o entra in scena un tuo ex o qualcuno che tu conoscevi già. Nel futuro prossimo vedo che lui cercherà di rammendare questo periodo un pochettino. Quindi non penso che ci sarà qualcosa di concreto prossimamente. Poi è chiaro, dopo qualcosa come un mese, scusate, 12 mesi potrebbero cambiare situazioni, ma adesso mi sembra non una persona, ma una situazione un po' ballerina, ci sono cose che magari purtroppo bisognerebbe andare in dettaglio a guardare. Bene, andiamo alle prossime domande, vediamo un po'. Allora, saluto anche il nostro amico Maurizio, che è sempre gentile. E vediamo un po'. La...
Allora, vediamo un po' che c'è un'altra amicizia di L'Ornella del 67. Lei vuole sapere qualcosa sul suo ultimo lavoro attuale. Allora, prima di tutto è un lavoro dipendente o indipendente, Ornella, perché non è ben chiara la cosa. Quindi se vuoi dare una mano per avere una risposta un pochettino più concreta è meglio che scrivi se sei dipendente o indipendente, magari anche l'orientamento di questo lavoro. Casomai andiamo alla prossima domanda se non c'è la risposta a Ornella, perché mi sembra un po' troppo, oh, non so. Vediamo la Chiara. La Chiara del 95 sarò chiamata per il nuovo lavoro. Mm. Allora, la Chiara ha proprio un nuovo lavoro. Vediamo un po' se per... Allora, vediamo un po' se la Chiara sarà chiamata per il nuovo lavoro. Allora, ma Chiara sembra, Chiara, spero che sia il tuo nome, Chiara, perché sembra di sì, sembra non è facile subito, ma Chiara sembra che sei chiamata per il prossimo lavoro. Vediamo un po' mm, come andrà la nostra Chiara. Allora, beh, attualmente Chiara c'è un blocco gigantesco. C'è un blocco gigantesco che vedo, forse anche per questioni legali si vede, però proprio blocco, eh. Per il lavoro adesso blocco, ma vediamo in futuro. Chiara, sembra proprio, sei una ragazza fortunata, vedo che la situazione... Allora, vedi Chiara, la situazione è così. Vedo che nel passato c'è stato qualcosa che ti hanno rubato sul lavoro, per il lavoro, qualcosa di segreto, eri molto pensierosa e poi molto probabilmente sei riuscita a trovare un lavoro che avevi già fatto. Vedo che però c'è stato un periodo molto duro in cui ti hanno voluto rubare, fare qualche sgambezzo sul lavoro, delle forzature, vedo il militare, c'era qualcosa che non andava. Tu hai cominciato a ragionarci sopra, poi è nata un'idea e molto probabilmente hai fatto un lavoro che hai già fatto. Adesso attualmente tu stai pensando fortemente a quel lavoro che è vero che ti arriverà una lettera molto positiva, si vede che ti sei dato molto da fare per quell'attività, brava. Infatti vedo che ti arriverà molto probabilmente fra un po' un- una situazione nuova, delle informazioni nuove in lettera ufficiale e molto probabilmente ti chiameranno ancora e sono molto motivati. Per il futuro però, vedi, ci saranno delle cose da mettere a posto per questo lavoro. Vedo che il contratto avrà qualche piccola lacuna, tu ti sentirai un po' sola, sei una donna molto motivata, no, per quel lavoro e vedo anche che cercherai di rammendare e mettere a posto perché questa è la terza carta più fortunata del mazzo. Le potenzialità ci sono. Allora, secondo me è chiara per questo nuovo lavoro. Vedo anche che c'è un'amicizia che ringrazia, bene, fa sempre piacere ricevere un ringraziamento. Bene, andiamo avanti con la nostra Chiara. Mm? Io vedo di sì, vedo la casa, tu che sei forte, e lo vedo il contratto. Mm. Molto probabilmente magari questo contratto che ti fanno firmare di lavoro, molto probabilmente avrà qualche lacuna, vedi? Ti sentirai sola, forse non sarà proprio pagato come ti aspetti, tu sei una persona molto valida che cerchi di mettere a posto le cose e alla fine il contratto sembra che arrivi entro un anno, eh.
entro 1 anno, massimo 9 mesi, vedo che vedi il contratto qua, la stanza è la zona del contratto, tu che sei forte, è la casa che porti a casa il risultato. Quindi sì, dal mio punto di vista le sibille sembra che ci dicono che il lavoro ci sarà, eh? Quindi però attenzione a quello che ti fanno firmare perché gli sembra che ci sarà un po' una perdita, una perdita di denaro, è chiaro. Quindi tranquilla, magari non è il lavoro che hai scelto, ma bene, andiamo avanti. Mm. Allora, la Giuliana non ha scritto bene la domanda perché devi mettere la data di nascita, Giuliana. Per quello non rispondiamo. Abbiamo detto ti sei iscritta, hai fatto tutto bene, ma devi mettere la data di nascita. Poi, ripeto, le persone che abbiamo già risposto non rispondiamo più, eventualmente sapete che potete chiamarci per consulti. Bene, vediamo un po' un'altra amicizia che... Allora, Ornella. Bene, cari amici, abbiamo fatto la nostra mezz'oretta insieme, no? Sapete che sarò con voi anche domani per le... Giuliana, adesso ormai finisco perché sono arrivate quasi alla mezz'oretta. Comunque la prossima volta, mi raccomando, nome e data di nascita e ti avrei risposto. Questa volta possiamo farlo domani alle 11 se passi di nuovo a fare la domandina. Bene, cari amici, grazie di essere stati con me. Vi ricordo sempre i nostri appuntamenti con il The Garda alle 21:15, al lunedì e al mercoledì con me e al venerdì da sola. E poi eventualmente vi ricordo sempre alle 11 quando si può e non ho altri impegni, no? Alle 11:20 il vostro Marietto Veneziano sarà qui con voi. Bene, cari amici, grazie e mi raccomando, per quelli che vogliono fare domande, nome, data di nascita, iscrizione a Facebook e chiaramente vi rispondiamo. Se la domanda è bella, ricca e completa, ancora meglio. Grazie e alla prossima. Ciao.